buon pomeriggio amici della Ternana Celebrity. Palla di Vittorio per la partita di campionato fra la formazione a rosso-verde della Ternana Celebrity e la formazione del Flaminia Fano, formazione che occupa la penultima posizione in classifica, quindi sulla carta non dovrebbe essere un impegno proibitivo per la formazione di Dorto. Le riprese sono di Claudio Giusti della CG Foto Video. Così abbiamo tanta qualità per mettere il gruppo e fare la differenza. Se facciamo questo può essere che facciamo una partita diventare un po' più facile. Bene, mi sembra essere di più di quello che è stato mercoledì. È stato bellissimo vedere il gioco di squadra, un gioco di tutti facendo così. Per partire quindi il match si parte, la formazione avversaria gioca con la Faccani in porta e poi c'è Mencaccini, Lucchesi, Berti e Grecia Fontela. Effettivamente è un uomo, non è poi chiederemo lumi nell'intervallo. Il tiro di Tampa ribattuto dal portiere Faccani, palla per la Berti che rilancia in avanti, ma subito la Bettioli in possesso di palla, appoggia per Tampa, lo scambio con Neca e c'è il primo gol della formazione rosso-verde con Tampa della squadra marchigiana. La Bettioli converge e poi scarica su Tampa, ancora per Bettioli, Tampa scambia con Lusileia, gran palla, così fallo laterale, palla per la Donati che è entrata sul terreno di gioco e di prima intenzione mette in rete. 2-0 per la Ternana Celebrity. Time out chiesto dalla panchina. La palla di Vittorio, pallone in avanti, sbaglia Tampa, intercetta, poi la Berti va alla tiro, la parata di Salinetti, pallone per Angela per Lusileia, gran gol della Ternana con Lusileia e da posizione quasi impossibile Lusileia ha messo in rete sul pallone e ora lo scambia con Tampa secondo il palo, deviato il pallone mentre Neca riceve da Tampa e realizza il quarto gol. E quindi Neca in gol. Sì, quello che ci alleniamo e facciamo sempre deve avere una lì. Della situazione è Lusileia ora che appoggia per Angela, il tiro ribattuto in angolo, scambia con Lusileia, va sul fondo, Lusileia poi torna sui suoi passi, palla per la Mercuri e gol della Mercuri. Gol della Mercuri per il 5-0. In fallo laterale, ancora un tiro della Mencaccini, la prima parata della Menichelli. Penso che lei pensava che Tampa stava andando al suo fianco lì. E allora è Paz, ma Tampa recupera palla, Bettioli, Tampa, palo di Tampa, ci prova la Bettioli con il pallonetto. C'è l'intervento di un avversario che mette in fallo laterale e poi il tiro di Tampa corretto in rete dalla Lusileia. Angela potrebbe andare da sola no, dà per la Bettioli, rimette in mezzo e si salva la formazione del Fano. Donati ancora per De Sosa, scatta Angela, palla per lei, Angela, palla, il tiro e c'è il gol, finalmente c'è il gol di Angela. 7-0, il gol di Angela Aguilera che va verso, cerca il controllo, va a dare per De Sosa e poi il tiro ancora di Angela, è stata brava la Faccani, davanti a sé la Lucchesi, Bettioli dalla parte opposta per Amanda, per Menichelli ed è il rigore. La fischia l'arbitro, si può battere Mercuri e gol e siamo 8-0 per la formazione rosso-verde, doppietta anche di Mercuri.
stanno provando a far allargare la squadra avversaria, non riesce, la deviazione e poi di tacco la De Sosa realizza il gol del 9-0. A 1:41 al termine cominciamo un attimo a riepilogare. Attenzione, Tampa recupera palla, pallone ribattuto dalla Meccaccini, pallone per Lusileia, Donati e c'è il gol. Lusileia è anche altruista. Insomma, prossimo impegno? Prossimo impegno il 24 contro Salines. E c'è anche l'11° gol di Tampa. 11° gol di Tampa, quello che ha fatto in questo incontro. Pallone in mezzo e c'è il 12° gol di Lusileia, 3 gol quindi per Lusileia e si conclude con la vittoria. Vanessa, grazie, l'ultima battuta per questa partita. Io vi ringrazio per stare qui, vi dico che è più facile stare qui e fare i commenti così che stare lì dentro, perché qui si vede tante cose che è possibile fare, lì ogni volta no, non possiamo. Femminile, un ringraziamento a Claudio Giusti della CG Video per le riprese di questa partita. Grazie da Ivano Mari e Vanessa, la più cordiale buona serata.